Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Tante le notizie che vi dobbiamo dare in questo nostro telegiornale, tante le cose di cui dobbiamo parlare, la politica nella seconda parte della prima edizione, perché è in ballo ovviamente un tavolo nazionale sul centrodestra per le elezioni regionali in Veneto, ma pare che slitti ulteriormente addirittura a venerdì. Insomma, c'è il caso della lista Zaia, ne parleremo fra poco. Intanto c'è un centrosinistra già in fuga che ha presentato intanto anche i candidati trevigiani della lista PD di Giovanni Manildo. C'è la cronaca di cui parleremo fra pochissimo, c'è l'economia, ci sono le curiosità e torneremo a parlare di un caso che ha fatto discutere in questi giorni a livello nazionale, il caso del sovrapprezzo di 10 centesimi per il taglio della brioche in una pasticceria di Oderzo. Parlano i titolari e intanto si continua a discutere di questa vicenda anche a livello nazionale. Parleremo di West Nile. Intanto però iniziamo con la cronaca, perché dopo la tragedia avvenuta a Rovigo lo scorso 19 luglio, lo ricorderete, la raccontammo con il nostro Christian Arboit, dove durante una rissa fu ucciso il 23enne, lo vediamo a Mine Gara, colpito con un collo di bottiglia rotto. Ora un altro episodio gravissimo, questa volta nell'isola di Albarella, sempre nel Rodigino, siamo in zona di Rosolina, un accoltellamento nella scorsa notte, ad affrontarsi, secondo le prime ricostruzioni, un 16enne e un 27enne, uno scontro tra i due nel corso del quale è spuntato un coltello e poi il 27enne è stato ferito. Sul posto intervento dell'ambulanza dei carabinieri, oltre che del personale della vigilanza dell'isola di Albarella che ha bloccato la lite. Per fortuna i due feriti non verserebbero in gravi condizioni, soprattutto la persona che è stata accoltellata. Dinamica al vaglio delle carabinieri, ma chiaramente una tragedia sfiorata dopo quanto era accaduto a Rovigo soltanto lo scorso 19 luglio. Vicenda, lo abbiamo ricordato ieri, per la quale è stato convalidato il fermo del presunto assassino pakistano, che è stato fermato insieme ad altri 4 complici in questi giorni. A proposito di omicidi, Valentina Biscaro, la 33enne padovana, in carcere per aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso il 25 settembre del 2022, tornerà in aula il 28 ottobre a Venezia per affrontare il processo di appello bis dopo la sentenza della Cassazione dello scorso maggio, che ha ordinato di tenere in considerazione l'aspetto della provocazione, pur confermando l'accusa di omicidio volontario. Se questo venisse confermato nel secondo processo d'appello, Valentina Biscaro, condannata a 20 anni, potrebbe avere lo sconto di 1/3 della pena. L'omicidio, lo ricorderete, è avvenuto dopo una serata nel locale Leghetti di Montegrotto Terme. Caruso venne ucciso con una coltellata al cuore. La relazione tra i due era a dir poco turbolenta. La ragazza ha sempre raccontato di essere stata in più occasioni picchiata. La sua difesa punterà sui messaggi trovati nel cellulare di Caruso, che raccontano di presunte violenze e litigi furibondi. Il 25 settembre, dunque, il 28 ottobre, scusate, a Venezia, dunque, ci sarà il processo d'appello bis per questo omicidio, mentre il 14 novembre in aula Bunker a Mestre ci sarà il processo d'appello nella vicenda del femminicidio di Giulia Cecchettin, quindi il processo d'appello nei confronti di Filippo Turetta, condannato all'ergastolo. E allora sentiamo dalle parole di Gino Cecchettin ieri a Mestre per presentare un protocollo con Veritas sempre contro la violenza di genere. Sentiamo come sta aspettando questo processo d'appello Gino Cecchettin. Una ferita che non si è mai chiusa e io nel quotidiano vivo un dolore inenarrabile. Ogni volta che penso a Giulia io penso a quello che mi è stato tolto, però riesco a gioire anche di quello che mi è stato dato, ed è proprio questa la dicotomia che mi ha fatto far andare avanti in questi mesi, e alle volte anche col sorriso, cercando quel po' di felicità, perché Giulia avrebbe voluto così. È stata fissata il 14 novembre a Mestre la prima seduta del processo d'appello a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Reo confesso, Turetta è stato condannato in primo grado all'ergastolo, il massimo della pena, ma nella sentenza aveva
aveva fatto discutere il mancato riconoscimento delle aggravanti di stalking e crudeltà. Ho sempre detto che mi fido della giustizia e accetterò qualsiasi verdetto. È chiaro che dal mio punto di vista è comunque un momento doloroso sentire che non vengono riconosciuti i capi d'accusa, insomma alle volte può far male, però ecco, cerco sempre di porre l'attenzione su qualcosa veramente di proattivo che possa far nascere. Voglio che il seme di Giulia faccia nascere qualcosa, lascio la vicenda giudiziaria in un binario parallelo. Il dramma di Giulia ha davvero fatto nascere qualcosa. Oggi, ad esempio, Gino Cecchettin è nella sede di Veritas, la società pubblica di energia, servizi idrici e raccolta rifiuti della città metropolitana di Venezia. Veritas, con 3.600 dipendenti, e la Fondazione Giulia Cecchettin stanno conducendo una serie di attività per contrastare discriminazioni e violenza di genere all'interno dell'azienda. E tutto questo ha permesso anche alle persone di avere più coraggio di raccontare se ci sono delle problematiche, e tutto questo riduce anche eventuali contenziosi futuri, eventuali andare nelle aule di tribunale, cioè intercettarle prima e gestirle prima aiuta sicuramente. Per Gino Cecchettin è per certi versi una seconda vita. Assieme al lavoro di tante altre persone, il padre di Giulia ha saputo mettere il risalto mediatico di cui gode al servizio di un progetto che inizia a dare i primi frutti. E questo significa quel fare rumore che Elena parlava, è proprio questo. Io l'ho inteso in questa maniera e i progetti arrivano. Adesso questo è il primo, ma in cantiere ne abbiamo almeno una ventina. Butto il cuore oltre l'ostacolo, vado oltre a qualsiasi cosa che mi possa arrivare addosso, però qualcosa ne viene fuori. La paura nella notte a Piazzola sul Brenta, bruciate 2 auto, le indagini sono in corso. Uno scoppio violento ha svegliato nel cuore della notte gli abitanti di via San Pio X a Piazzola sul Brenta. I rumori sono stati causati da un incendio che ha coinvolto 2 autovetture parcheggiate. I residenti hanno subito allertato i vigili del fuoco, arrivati con 2 squadre da Cittadella e dal distaccamento volontario di Borgorico. Sul posto anche i carabinieri di Cittadella e Piazzola. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, non si esclude possa essere di origine dolosa. E fiamme ieri sera anche in un fienile adiacente a un'abitazione. Siamo a Castelfranco Veneto, in via Passerella. L'intervento dei vigili del fuoco, come vedete nelle immagini, diverse squadre sul posto supportate dall'autoscala di Treviso, che hanno provveduto a spegnere l'incendio evitando una propagazione verso i fabbricati adiacenti. Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco e il sindaco Stefano Marcon. L'intervento si è concluso alle 1:30 di questa notte. Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato situazioni peggiori. Torneremo alla cronaca fra poco, ma in un certo senso parliamo di cronaca perché c'è a Venezia un monitoraggio della Digos per quanto riguarda le minacce e le aggressioni agli ebrei nella zona del ghetto appunto di Venezia. Questo anche dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, una notizia che ha fatto il giro d'Italia, quella coppia di turisti francesi ebrei aggrediti in un autogrill a Lainate. Ovviamente il tema è quello Palestina-Gaza, ma ci vanno di mezzo anche ovviamente chi nulla c'entra con la politica di Netanyahu in Israele. Allora c'è un monitoraggio, c'è un'attenzione particolare al ghetto di Venezia. Ilaria Marchiori, buongiorno, con Simone Merlo. Sì, buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai detto, quanto accaduto a questa famiglia francese sta scatenando reazioni un po' da tutte le parti e ci sono anche dei dati abbastanza preoccupanti. Il rapporto del 2024 del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea parla di 877 episodi registrati in Italia di antisemitismo, dunque quasi il doppio rispetto invece ai 454 dell'anno precedente, quindi del 2023, e di questi 277 sono avvenuti in spazi pubblici con vere e proprie aggressioni fisiche, insulti e atti vandalici. Proprio anche alla luce di questi dati, di questi numeri, come hai anticipato poco fa, la Digos di Venezia ha già annotato 7 episodi successi nell'ultimo anno. Ricordiamo poi quanto accaduto lo scorso anno, a maggio dello scorso anno, per esempio al Lido di Venezia, quando è comparsa la scritta
scritta sul muro del galoppatoio con parole irripetibili, minacce di morte, vi cercheremo casa per casa. Per questo insomma già da tempo il ghetto di Venezia è obiettivo, sempre più obiettivo sensibile, quindi attenzionato. Proprio alla luce anche di questi numeri, di quanto sta accadendo, in particolare anche in questi giorni, abbiamo sentito poco fa il presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani. Sentiamo proprio le sue dichiarazioni, mentre io qui da Venezia nel frattempo restituisco la linea allo studio. La situazione sta peggiorando in ghetto. È da un pezzo con piccoli episodi, ma sta chiaramente peggiorando, ma sta peggiorando in tutta Italia. Lo sentono di più a Milano e a Roma ovviamente. Venezia è una città di solito tranquilla, ma anche qui qualcosa si sta muovendo da un pezzo. C'è un clima anche popolare che non fa bene alla salute. Diciamo così. Perché secondo lei c'è questa recrudescenza di antisemitismo? Sicuramente la questione medio orientale non ha favorito un clima sereno. Quello che è blasfemo a mio modo di vedere è che si leghi la questione medio orientale con gli ebrei del mondo, che ci sia chi anche a livello di istituzionale, di partiti, chieda agli ebrei d'Italia, alle comunità di esprimersi come se fossimo colpevoli e dovessimo dichiararci innocenti, come se ci dovessimo dissociare da una politica che abbiamo il diritto di amare o di criticare, come qualsiasi altro cittadino ama o critica la politica del suo partito, del suo governo e così via. Ma noi siamo cittadini italiani. Queste dunque le parole di Dario Calimani. Sicurezza significa anche in questo periodo, in questi mesi, zona rossa. Zona rossa a Vicenza, è passato un mese dall'inizio della zona rossa nel capoluogo berico e oggi c'è un primo bilancio. Luisa Bertini, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio sotto alla prefettura dove si è svolto appena adesso un primo bilancio con i numeri relativi ai controlli della zona rossa che è stata istituita a partire dal 1° luglio e che è stata un po' ribattezzata come zona rossa estiva perché durerà fino al 30 settembre. Ricordo zona rossa che insiste sulle zone limitrofe alla stazione, quelle più colpite da degrado, da fenomeni di spaccio e molto richiesta e attesa anche dai cittadini. Parlando di numeri, le persone controllate sono state circa 2.000, di cui 1.116 stranieri. Gli ordini di allontanamento dalla zona sono stati 34 in totale, 6 per reati in materia di sostanza stupefacente, 8 per reati contro la persona, 16 allontanamenti per reati contro il patrimonio e 4 allontanamenti per violazione del DASPO urbano. Ricordo appunto che sarà attiva fino al 30 settembre nell'area delimitata da queste vie: Viale Retenio, Viale Venezia, Viale Milano, il Quadrilatero, che è una delle zone in cui qui a Vicenza vi parliamo di più, Corso Santi Felice Fortunato, Viale Ippodromo, Viale Verdi, Via Gorizia e Campomarzo. Ma il prefetto ha anche annunciato che ovviamente al termine dei 3 mesi di sperimentazione nella zona della stazione non è escluso la valutazione che sarà appunto sperimentata anche in altre aree della città, ma ovviamente è tutto al vaglio e si attenderà anche il bilancio complessivo al 30 settembre. Per il momento è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Intanto proprio a Vicenza resta la situazione di degrado all'ex Hotel Europa. Torna a parlarcene Daniele Garbin, sentiamo cosa ci dice. Quartiere San Lazzaro, alle nostre spalle l'ex Hotel Europa, un edificio importante, fatiscente, diventato da 10 anni ormai ricettacolo di degrado fisico e sociale, un buco nero insomma nella storia anche recente dell'urbanistica vicentina, visto che si trova di fronte alla porta ovest della città verso Viale Verona. Con me il consigliere Raffaele Colombara. Buongiorno. Che si è fatto portavoce di una serie di denunce da parte dei cittadini, perché periodicamente cosa sto
struttura è stata anche occupata, bonificata e poi ritorna ad essere sempre nello stato in cui si trova, forse anche peggio, è vero? Sì, in particolare perché il contesto ormai intorno è stato tutto quanto rinnovato, questa parte della città, insomma proprio in quest'area che era molto problematica, oggi ha solamente questa struttura che è rimasta, quello che abbiamo detto, un buco nero, perché appunto ci sono problemi di degrado, di sicurezza e non ultima il problema è costituito e sollevato anche dai residenti di questa grande gru che è lì da più di 10 anni, perché il cantiere è lì da tutti questi anni e specie nell'ultimo periodo ha manifestato problemi di stabilità, perché appunto i cittadini sono preoccupati per la sicurezza. Allora questo credo che sia una questione insieme appunto al degrado che questa struttura manifesta e che ha bisogno di una soluzione. Ecco, noi sappiamo che periodicamente in corso di questo tempo c'è stata anche una forma di interesse manifestata da più prestatori, insomma, di interesse che hanno voluto cercare almeno di rinnovare, però non si è mai andati oltre. Come mai? Ma qui bisogna naturalmente capire che cosa ha intenzione di fare la proprietà, per questo io credo che per questo ho presentato una interpellanza all'amministrazione per la sicurezza della gru, ma anche per capire con l'amministrazione cosa è possibile fare affinché intervenga appunto sulla proprietà, perché si agisca in qualche maniera per dare una risposta a questo che appunto è una situazione problematica di questa parte della città. Allora il Comune secondo lei può fare qualcosa? Che cosa chiede direttamente all'amministrazione comunale? Beh, allora innanzitutto che si faccia interprete delle preoccupazioni dei residenti, controllare la stabilità della gru e poi con la proprietà di vedere di trovare una soluzione, la vendita oppure il nuovo utilizzo di questa struttura, e questa parte della città non può rimanere in questa maniera. E poi ci sono le truffe con nuove frontiere sempre più audaci da parte dei malviventi, come quella ormai diventata costante del finto carabiniere. A Bassano 2 34enni individuati. Finiscono in manette gli autori di una truffa ai danni di un 87enne bassanese caduta nell'ormai consolidata tecnica del finto carabiniere e dell'altrettanto falso incidente stradale a un parente della vittima prescelta. Nello specifico, nelle scorse settimane, a casa dell'anziana si era presentato un sedicente militare che l'aveva informata di un sinistro in cui era rimasto coinvolto il fratello della donna, il quale rischiava una sanzione di 14.000 euro. Per questo sarebbe stato necessario raccogliere la somma, tanto che l'anziana, spaventata, aveva subito consegnato al truffatore 100 euro in contanti e tutti i gioielli che aveva per un valore di 5.000 euro. Il finto carabiniere si era quindi dileguato con il bottino e solo dopo un po' di tempo l'87enne si era accorta ad essere stata raggirata. Sporta denuncia ai carabinieri, quelli veri, sono partite le indagini che li hanno portati a rintracciare e arrestare un 34enne a Napoli e un coetaneo a Modena. Per entrambi il giudice ha disposto gli arresti domiciliari e sempre i carabinieri ribadiscono ancora una volta che mai i militari possono richiedere somme di denaro. Se dovesse presentarsi una situazione come quella accaduta all'anziana di Bassano, invitano ad avvertire subito il 112. Stesso appello che fa Manuela, una signora di San Polo di Piave che è riuscita a sventare una truffa ai danni degli anziani genitori, e la tecnica è sempre quella, in questo caso addirittura un elemento in più, malviventi che si fingono carabinieri e chiamano casa per chiedere informazioni se hanno subito dei furti. È davvero paradossale. Io ho ricevuto una telefonata verso l'1 di pomeriggio, si sono palesati come i carabinieri di San Polo, hanno chiesto di mia mamma perché l'utenza telefonica l'ha intestata e praticamente chiedendo se mia mamma aveva delle novità riguardo ai furti che c'erano stati a San Polo e che continuano ad esserci purtroppo. Un nuovo escamotage, subdolo ma efficace, collegato alla realtà, alla cronaca quotidiana, è quello utilizzato da alcuni malintenzionati
condizionati che in questi giorni stanno chiamando nella zona di San Polo, spacciandosi per i carabinieri della stazione locale. Lo fanno dando nomi e qualifiche ovviamente falsi. Non mi ricordo se mi ha detto maresciallo o comandante, questo non lo ricordo, però ricordo bene Carabinieri di San Polo. Lui mi ha detto anche un nome e un cognome che purtroppo non ricordo. Il sospetto è che il loro obiettivo sia quello di sapere chi c'è in casa e magari carpire informazioni riservate. Fatto sta che Manuela Spriccigo, dopo un iniziale smarrimento, non ha mangiato la foglia. Io ho detto mia mamma non è presente e loro mi hanno detto ma lei chi è? Anche con una certa arroganza. Io ho risposto tranquillamente sono la figlia, che problema c'è? Lì si sono un attimo, penso tra l'agitato e l'arrabbiato, mi hanno messo giù. La donna è agitata e ha una prima reazione. Ho pensato che fossero fuori, perché generalmente mi è stato spiegato da un altro carabiniere quando fanno questo tipo di telefonate qualcuno è fuori pronto poi per venire in casa, e quindi sono uscita, vabbè, in maniera goliardica con una scopa, non avrei concluso niente. È in quel momento che Manuela chiama i carabinieri di San Polo, ma quelli veri. Loro mi hanno confermato che non erano loro, e quindi il mio più che altro un messaggio per tutte le persone, soprattutto gli anziani che vivono anche da soli, di stare attenti quando ricevono queste telefonate, non agitatevi, non sono i carabinieri veri, quindi rispondete che chiamate un familiare, loro metteranno giù, e però fate la denuncia, mi raccomando, ai veri carabinieri. Dai truffatori ai borseggiatori che sono in azione un po' dappertutto, ma specialmente a Venezia. Proprio a Venezia ieri la Lega ha presentato la proposta di riforma per stroncare proprio i borseggi. Oggi con la riforma Cartabia, se tu subisci un furto con destrezza devi esporgere la querela. Vorremmo che questi episodi ritornassero ad essere perseguiti d'ufficio, quindi è lo Stato, è la polizia che deve intervenire e lo deve fare indipendentemente dall'atto formale della vittima. Quello che ai meno esperti in giurisprudenza potrà apparire come un dettaglio tecnico è in realtà, secondo la proposta di legge della Lega, la chiave di volta in grado di stroncare la piaga del borseggio. I sottosegretari alla giustizia Andrea Ostellari e all'interno Nicola Molteni intendono superare ciò che nella riforma del sistema giudiziario, che prende il nome dell'ex ministra Marta Cartabia, si è rivelato un punto debole: l'obbligo della denuncia. E non solo quello. Un altro problema che c'era stato con la Cartabia era che bisognava essere presenti fisicamente al processo, e molti turisti sono stranieri, chiaramente non ci possono essere. Questo non sarà più ovviamente necessario, e il procedimento che inizia quindi con l'atto formale delle forze dell'ordine proseguirà anche dopo. Già nel decreto giustizia era contenuto un primo provvedimento che si inquadra anche nella lotta al borseggio. Viene concesso al magistrato la possibilità di poter applicare nei confronti delle donne incinte con prole da 1 a 3 anni che commettono reati, tendenzialmente reati diciamo così contro il patrimonio, la possibilità di poter essere sanzionate, quindi di evitare l'impunità di essere sanzionate negli ICAM, che sono gli istituti a custodia attenuata. La possibilità di azione d'ufficio nel furto con destrezza senza obbligo di denuncia del derubato si inquadra in un nuovo pacchetto di proposte, come la possibilità di uno sgombero lampo in caso di occupazione abusiva di immobile e la tutela processuale alle forze di polizia, che potrebbero convergere in un decreto sicurezza bis. Come mai avete scelto proprio Venezia per questo annuncio? Abbiamo deciso in questa sede di presentare questa proposta di legge che rappresenta una rivoluzione anche da un punto di vista giuridico. Tutelare l'immagine anche di queste città significa garantire l'attrattività e potenziare il turismo nelle città d'arte. Significativamente l'annuncio viene dato a Piazzale Roma, una delle mete preferite dei borseggiatori che colpiscono a Venezia. Accanto ad Alberto Stefani, Nicola Molteni e Andrea Ostellari, una folta rappresentanza di esponenti locali del partito, tra cui Monica Poli, la celebre lady pickpocket che smaschera e mette in fuga i borseggiatori. Stamattina ce li hanno segnalati i primi al pontile del Tronchetto. Erano i primi al pontile del Tronchetto. Questi hanno fatto Tronchetto, Arsenale e Murano. E il problema ce l'abbiamo anche alla fermata dell'ospedale, perché si sono messi anche lì proprio per borseggiare gli anziani. Suscitano rabbia le azioni dei borseggiatori, come suscitano rabbia le azioni dei vandali, come quello che 2 notti fa ha tagliato le gomme a 5 pulmini usati per il trasporto di anziani e disabili a Cervarese e Santa Croce nel Padovano.
Si introduce nel cortile dell'ex scuola De Amicis di Cervarese Santa Croce, oltrepassando la recinzione con un balzo, si avvicina ai furgoncini parcheggiati e chiusi e con una lama, forse un taglierino, fora le gomme di tutti e 5 i pulmini. Sono le 2:42 di martedì quando il vandalo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, compie un gesto del tutto inspiegabile che in queste ore sta creando gravissimi danni all'associazione Pronto Anziano, che si occupa del trasporto di anziani e disabili soprattutto in caso di visite mediche. Dispiaciuto e preoccupato il sindaco Massimo Campagnolo. Se riusciamo a individuarlo saranno problemi suoi seri, però ci ha messo in difficoltà perché ha tagliato le gomme di questi mezzi rivolti al sociale. Adesso grazie ad altre persone che siamo riusciti a far intervenire abbiamo fatto i casi un po' più urgenti, però l'atto che è stato fatto è un atto veramente che non ci diamo pace. Ad accorgersi di quanto accaduto i volontari dell'associazione che hanno dato l'allarme e hanno subito pensato a chi doveva fare una visita in queste ore trovando una soluzione tampone. Nel frattempo sono partite le indagini. Al lavoro gli agenti della polizia locale, il comune ha anche sporto denunce ai carabinieri. Il sindaco rivolge un appello a quanti possono avere visto o sentito qualcosa. Si facciano avanti perché il vandalo possa essere trovato e possa farsi carico del danno causato materiale ma anche morale. Pronto Anziano nel nostro caso sta facendo un servizio ottimale, trasporta oltre 300 persone al mese, grazie a tutti i volontari che lavorano appresso questo servizio, per cui questa persona non so se si è reso conto cosa ha fatto. Adesso lasciamo un attimo la cronaca, ci torniamo fra poco per parlare però di viabilità, altro tema molto importante, per parlare del progetto della Valsugana veloce con Vanessa Vanzatto a Cittadella insieme al sindaco. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Mi trovo assieme al sindaco di Cittadella Luca Piero Bon per parlare, come hai accennato tu pochissimo fa, di Valsugana veloce, questo progetto che sarebbe stato presentato ai sindaci della zona. Noi ci troviamo proprio a Cittadella dove passa proprio in pieno la statale Valsugana di collegamento con Padova, anche se bisogna precisare che questa non è statale ma è la zona diventa provinciale, la Valsugana. Qualche tempo fa ci eravamo occupati proprio del prossimo passaggio, che è quello da provincia ad ANAS. Intanto questo progetto da 500 milioni di euro, voi cosa sapete di questo piano, di questo studio? Ma sappiamo poco, ci è stato presentato in provincia grazie al consigliere delegato Baraldo di San Martino di Lupari, e ci è stato presentato questo studio di fattibilità, uno studio molto ampio che prevede varie soluzioni per il tratto che però parte da Cittadella e arriva fino a Padova, quindi quel tratto che è di competenza della provincia di Padova, mentre da Cittadella per andare a Bassano la competenza è di ANAS. È fondamentale quello che ci stiamo dicendo ormai da qualche tempo, che è il passaggio del tratto da Cittadella a Padova ad ANAS, in modo da avere poi un ragionamento unico con un unico ente, quindi una progettazione unica, e capire effettivamente quali sono le problematiche, capire soprattutto quali sono i costi e quindi agire. Ad oggi a che punto siamo? Ad oggi il Ministero dei Trasporti ha dato parere favorevole al passaggio, ANAS idem ha dato un parere favorevole, però è tutto fermo al Consiglio dei Ministri, perché serve un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per attuare questo passaggio. Quindi siamo in attesa che il Presidente del Consiglio dei Ministri firmi il passaggio ad ANAS di questo tratto. Ad oggi c'è questo studio che prevede una diminuzione appunto dei tempi di percorrenza intervenendo sulla 47 attuale, parlo sempre tra Cittadella e Padova, andando a risolvere quelli che sono i problemi più grossi, la parte di Cittadella, di San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, fino ad arrivare a Piazzola, mentre per la parte a nord, quindi quella parte che va da Cittadella a Bassano, c'è uno studio in atto da parte di ANAS, però ad oggi quello che noi abbiamo visto sono delle linee tracciate sopra una piantina senza alcuna definizione. Certo è che del fatto che la trafficatissima arteria valsugana abbia bisogno di qualche soluzione, di una soluzione per gli episodi che abbiamo registrato, che si registrano puntualmente, quotidianamente, sia per il traffico di persone che vanno a lavorare, traffico pesante e quant'altro, ma anche e soprattutto nei periodi estivi. Mi sposto allora nella parte nord di Valsugana, nella zona di Carpanè, San Nazario, tutta la Val Brenta. È fondamentale. Allora, un territorio che vuole
vuole essere tra i primi a livello europeo sotto l'aspetto economico ha bisogno di infrastrutture. Le prime sono le infrastrutture viarie, poi servono quelle ferroviarie, e anche qui metropolitane in superficie è uno degli argomenti che deve ritornare in maniera importante a livello regionale, e poi le infrastrutture quelle telematiche, quindi la fibra. Senza queste tre infrastrutture un territorio non può essere competitivo. La difficoltà della 47 però qual è? I troppi accessi. Tra Padova e Bassano si contano probabilmente qualche centinaio di accessi, quindi rende la strada pericolosa, perché quando c'è un accesso in una strada che vede 30.000-40.000 veicoli al giorno porta una pericolosità elevata, e poi naturalmente rallentamenti che vuol dire un costo economico, vuol dire far sì che la gente ci metta tanto ad andare al lavoro, ma vuol dire anche che l'autotrasportatore ci metta tanto tempo, quindi vuol dire far costare, e questo sappiamo quanto il costo del trasporto possa influire. Ecco, lei diceva che €500 milioni, sì, non è tutto il costo, l'intero costo di questo progetto, ce ne vorranno molto probabilmente parecchi in più. Sì, 500 milioni di euro. 500 milioni di euro dovrebbe riguardare il tratto che va da Cittadella a Padova, quindi non sappiamo ancora cosa costi il tratto tra Cittadella e Bassano, ma ripeto, fondamentale il passaggio ad ANAS per sedersi tutti, che vuol dire non solo i sindaci ma anche tutti i portatori di interesse, penso alle categorie economiche in primis, a tavolino, e capire come risolvere e come fare i progetti, ma soprattutto i lavori che probabilmente verranno fatti a stralci, però se mai iniziamo mai arriviamo a termine. Bene Nicola, hai sentito, il lavoro è ancora molto lungo per cercare di trovare una soluzione a questa trafficatissima arteria. Per il momento da Cittadella è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Si parla di viabilità, ma si parla anche di alta velocità sulle strade, e la polemica dei sindaci che rilanciano è quella degli autovelox che non si possono installare o che vengono sospesi, una polemica rilanciata dopo l'ennesimo grave incidente nella Marca trevigiana. Con mio figlio ho sentito il botto, una frenata e il botto. Passano di qua anche molto veloci. Ieri sera pioveva, quindi la strada sdrucciolevole e tutto qua. E proprio la pioggia, ma soprattutto l'alta velocità, sarebbero la causa dello schianto che ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 24 anni di origini kosovare, residente a San Polo di Piave. Era a bordo della sua Peugeot 206 diretto a Cimadolmo quando, all'altezza della semicurva di via Callarghe, ha perso il controllo del mezzo. Prima ha sbandato, poi è finito fuori strada, terminando la sua corsa contro il muretto di questa abitazione al Civico 77, una traiettoria impazzita con i rilievi affidati ai carabinieri. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi è riservata, sono ore di angoscia anche per il sindaco Nicola Fantuzzi. Ancora una volta nelle nostre strade un giovane sta lottando tra la vita e la morte. Una strada tristemente nota, via Callarghe, teatro di altri drammi e incidenti ad alta velocità, come raccontano queste reti divelte, eppure qui di autovelox nemmeno l'ombra. Non c'è la possibilità di mettere dispositivi di controllo della velocità elettronici data dal decreto Minniti, e non essendo in centro urbano, in centro abitato, non è possibile chiedere la deroga in prefettura. Il nodo vale per gli autovelox fissi, così come per quelli mobili, in particolare per la questione tuttora irrisolta del rapporto tra omologazione e approvazione dei dispositivi, con tanti comuni che hanno optato per lo spegnimento generalizzato, così a Breda di Piave. C'è chi, come noi, insomma, ma come quasi tutti, ha deciso di non utilizzare gli autovelox che possono avere, perché i ricorsi ci sono, i ricorsi vengono vinti con questo buco normativo. Basta, è ora di finirla, è ora che venga deciso in un modo o nell'altro. Solo nelle scorse ore nel Bellunese il giudice di pace ha annullato 2 multe, sullo sfondo l'autovelox del Passo Giau, uno dei più contestati e famigerati a livello regionale, ma per i sindaci la questione è pressante. Non abbiamo sostanzialmente armi con cui andare a contrastare la velocità sulle strade. Ogni giorno che passa è un giorno di ritardo, le vittime ci sono costanti. Da qui l'appello in un'estate di sangue al titolare delle infrastrutture. Da mesi si aspetta una risposta. Io invito il ministro Salvini sul nostro territorio a confrontarci con noi, venga anche dai comuni più piccoli a capire quali sono le nostre difficoltà e le nostre esigenze. Poi sono sicuro che sta lavorando, però mi permetta, ministro, 1 anno è troppo. Nemmeno l'autovelox avrebbe invece potuto evitare la tragedia di ieri pomeriggio a Sernaglia della Battaglia, dove un automobilista di 72 anni, Willy Caprin, è stato colto da un improvviso malore alla guida
della sua vettura, ha sbandato e urtato un ciclista, l'uomo si è accasciato sul volante ed è morto. Nulla da fare appunto per lui nonostante le manovre di rianimazione, il dramma lungo via Castello. Una tragedia che poteva essere ancora più grave, la ciclista 54enne che se l'è cavata con qualche graffio appunto è stata urtata dall'uomo, l'auto è finita anche contro il muretto di una casa, dietro a terra la bicicletta come vediamo nelle immagini. È in gravissime anche condizioni invece un anziano di 84 anni che ieri è caduto mentre stava lavorando su un albero a Codognè. Si trovava sopra una scala appoggiata ad un albero da frutta, un attimo ed ha perso l'equilibrio precipitando a terra. Grave, un 84enne residente in zona. A dare l'allarme i familiari che hanno subito allertato i soccorsi. Il terribile incidente è accaduto poco prima delle 12 in un giardino privato di via Molino di Sotto, laterale della Cadore Mare a Cimavilla di Codognè. Immediatamente sul posto, oltre l'ambulanza e l'automedica, anche l'elicottero del SUEM 118. I medici hanno stabilizzato l'anziano e poi, vista la gravità delle ferite, un fortissimo trauma cranico, lo hanno elitrasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'84enne è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è arrivata anche la sindaca di Codognè. Quello che è importante adesso, prima anche di ricostruire il fatto, è sicuramente la salute della persona. Trattandosi di un incidente domestico, colgo anche l'occasione per ricordare quanto è importante evitare di salire negli alberi, soprattutto in questi orari di pausa pranzo dove il sole è ancora più forte. L'appello della prima cittadina è di prestare massima attenzione anche nei gesti quotidiani, nei lavori all'aperto. È un attimo, a volte ci si sente sicuri, invece in queste situazioni è veramente un attimo scivolare e rischiare di farsi anche parecchio male. West Nile, c'è una 54enne grave a Monselice, lo leggiamo dal sito del Gazzettino, l'uomo ha contratto il virus nella forma più aggressiva. È una situazione di monitoraggio importante quella del virus West Nile in tutta Italia, c'è stata la prescrizione in 31 province, tra le quali quasi tutte quelle venete, tranne Belluno e Vicenza, per le limitazioni della donazione di sangue, ma il prossimo servizio ci spiega come il Veneto si fosse attrezzato per tempo. Nel frattempo ci sono casi anche della Marca. Abbiamo trovato questo pool di larve ovviamente nell'area di Preganzeol, che sono state poi anche certificate dallo zoo profilattico, e con il comune di Preganzeol, con i comuni limitrofi, il nostro ufficio prevenzione di igiene pubblica sta lavorando, il dottor Bonsembiante, per fare una disinfestazione generale in modo tale che queste larve vengano sostanzialmente uccise e quindi non si prolifichino più. È stata segnalata dall'igiene pubblica un caso a Casale sul Sile di una persona che il 10/7 è stato visto dal suo medico e poi ha fatto gli esami di IgM, si sono mosse. È un caso comunque che con un po' di febbricola che si è già risolto grazie all'aiuto del medico curante, per cui nessun allarmismo, nessun problema. Esplode il virus West Nile. A Treviso un caso già risolto e un ceppo di larve a Preganziol in via di disinfestazione, ma in tutta Italia crescono anche le vittime e le limitazioni alle donazioni di sangue. Sono già 31 le province italiane sottoposte a sospensioni per contrastare il virus, tra cui tutte le province venete ad esclusione di Belluno e Vicenza, ma in tutti i centri trasfusionali veneti Azienda Zero aveva già dato l'ordine di effettuare preventivamente il test NAT. Quindi nessuna sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue. Chiunque abbia soggiornato anche solo per una notte nella stagione 2025 nei luoghi veneti indicati potrà continuare a donare se naturalmente lo fa in Veneto. Nel nostro caso siamo abbastanza tranquilli perché per disposizione della nostra ULSS su tutte le sacche viene fatto il test NAT per l'evidenziazione della presenza di questo virus. Nessun allarmismo quindi, ma attenzione alta, specie da parte dei sindaci le cui ordinanze sono imminenti. Le ordinanze dei sindaci che stanno arrivando per evitare l'acqua nelle caditoie, evitare l'acqua nei sottovasi, pulire bene i fossati, fare disinfestazioni. A tranquillizzare la popolazione ci sono a supporto le percentuali. L'80% dei colpiti dal virus è asintomatico e il 20% sono anziani e persone fragili. Usare citronella e vestiti chiari rimangono i consigli migliori.
A Preganziol, oltre alla disinfestazione ordinaria, verrà particolarmente curata anche l'area cimiteriale, dove il ristagno d'acqua potrebbe essere veicolo di proliferazione. Il fatto di trovare prima la malattia che colpisca l'uomo consente all'uomo di proteggersi di più, quindi è un segnale di prevenzione. È un segnale purtroppo ormai abbastanza normale, infatti lo stesso sito di Preganziol anche negli anni passati è risultato più di una volta positivo. Latrano no, ad esempio l'anno prima sì, e insieme alle zone di Oderzo, Cimadolmo, eccetera, che sono i 2 posti purtroppo dove abbiamo più casistica. Prima di andare in pubblicità adesso e di aprire la pagina politica, allora andiamo a Oderzo con questa vicenda che da giorni un po' fa discutere tutta Italia. È una notizia che è finita anche sui giornali nazionali, la brioche tagliata a metà con un sovrapprezzo di 10 centesimi. Allora il nostro Federico Fusetti insieme a Nicoletta Rizzetto è andato a trovare i titolari di questa pasticceria. Sentiamo. Buongiorno da Oderzo, sono alla pasticceria Odre insieme a Nicoletta Rizzetto per un caffè rinfrancante, ma anche per fare 2 chiacchiere con Odri e Massimiliano, che sono i titolari di questa pasticceria che insomma è diventata famosa in tutta Italia per questa vicenda della brioche tagliata che il taglio viene fatto pagare 10 centesimi. Siete pentiti di questa scelta? Perché adesso si sono scatenati anche i social. No, non siamo assolutamente pentiti di quello che stiamo portando avanti con cognizione di causa. È stata una scelta imprenditoriale molto tranquilla e non abbiamo nessun tipo di risentimento, anche perché crediamo che 10 centesimi per il lavoro che comunque noi crediamo di impegnare quando serviamo questa benedetta brioche, che non è in realtà una semplice brioche già farcita tagliata, ma è in realtà una brioche artigianale, lo sottolineo perché c'è tanto lavoro sotto comunque, e farcita al momento in maniera uguale, quindi diciamo che la farcitura è pari sia da un lato che dall'altro, quindi il cliente non si può lamentare e a maggior ragione abbiamo pensato di dare precedenza al servizio piuttosto che appunto a un semplice taglio che poi non sarebbe risultato omogeneo nella farcitura. E quello che però è accaduto è che si sono scatenati anche i social, questa è un po' la novità. Siete spaventati o preoccupati per questo? All'inizio la prendi sempre un po' così, un po' male, poi in realtà è talmente grossa la cosa che o ti abitui oppure non fai. Quindi adesso ci abbiamo riso sopra, abbiamo fatto anche qualche post ironico e se a qualcuno proprio non piace la nostra scelta, pace. Noi, ripeto, come ha detto lei, siamo convinti, portiamo avanti questa cosa anche perché, ripeto, sono 10 centesimi, quindi 5 a testa, non crediamo che sia proprio rubare le persone. Ripeto, la prendiamo con positività, che in questo momento secondo me ce ne vuole soprattutto in Italia, e basta, andiamo avanti. Tra l'altro avete avuto la coerenza di metterlo nello scontrino, questo costo aggiuntivo. Sì, no, lo mettiamo in scontrino come in realtà facciamo tutto quanto, e poi comunque è anche giusto tutelare il lavoro delle persone che poi vanno a tagliarle, che sono dipendenti. Quando hai 2 o 3 attività con 15-20 persone, 15 centesimi magari non ti fanno diventare ricco, però comunque ti aiutano a contribuire in maniera onesta e puntuale con i collaboratori. Quindi sì, diciamo che sicuramente non ne viene a noi di 15 centesimi come non ne viene nel portafoglio delle persone, per la mia personale opinione. Poi ripeto, se qualcuno è contrario mi dispiace, sinceramente. Quindi avanti per la vostra strada? Assolutamente. Convinti e soprattutto ringraziamo, e ci tengo questo molto a sottolinearlo, tutti i nostri clienti, concorrenti, perché ci sono stati anche concorrenti che si sono dimostrati molto solidali, amici e tutti quelli che comunque vengono qui ogni mattina con il sorriso e ci chiedono come stiamo, perché ovviamente sono preoccupati per noi e confermano comunque che le nostre brioche a loro piacciono e continueranno a tornare, quindi siamo felici di questo, molto felici. Bene, allora da Oderzo è tutto, con Nicoletta Rizzetto vi salutiamo. Ma prima di salutarci sentiamo anche qualche voce di clienti della pasticceria. Cosa ne pensano? Sa che questo bar è diventato famoso per la brioche tagliata. Lei è seduto qui, quindi immagino che sia solidale con i titolari. Certo, assolutamente, perché è un bar che vengo tutti i giorni, quindi
Anzi, trovarne dei bar così è una cosa assurda da parte dei clienti, lamentarsi per 10 centesimi, anche perché è un servizio che viene offerto in più, cioè un taglio in una brioche, alla fine se ognuno chiede un taglio in una brioche, logicamente è un servizio in più che anche loro devono fare. Purché sia scritto, tutto là. È un servizio, se è scritto non ci sono problemi, se non è scritto uno può anche interpretare in maniera diversa, ma se c'è scritto perché no? 10 centesimi se a me li metto li pago, perché è una comunità nostra se prendiamo secondo me. Io non so cosa dire perché posso capire sia l'uno che l'altro. È imbarazzante per tutti, direi, però... Ma queste critiche così pesanti sui social? Io non approvo queste critiche, se uno deve dire qualcosa lo dica nel posto dove si trova. Posso capire da una parte e dall'altra il perché viene chiesto un tipo di servizio in più, è un tipo di servizio in più che ci sta, che venga fatto pagare. Alla gente piace criticare per il gusto di essere, per il piacere di essere visibili online spesso, per cui lascia il tempo che trova. Noi adesso andiamo in pubblicità, ripartiamo dalla politica con i nostri due ospiti fra pochissimo. La vorrebbe quella di Zaia? No. Ma certo che no. Ma sta nelle regole, dai. Se c'è la mia lista del candidato presidente, cioè ci sono da quante quando liste civiche, noi abbiamo la necessità di fare un risultato importante come Lega. Lista Zaia, no grazie, dice come sempre senza lasciare spazio a interpretazioni Roberto Bulldog Marcato, ospite nel ring di Ferdinando Avarino, una risposta che di primo acchitto può sembrare shock, ma che l'assessore leghista, dato anche tra i papabili candidati presidenti, subito argomenta. Dopo la batosta alle città capoluogo di provincia, alle politiche, alle europee. Cioè se noi caniamo anche questo appuntamento dove abbiamo sempre fatto grandi risultati, cioè, ragazzi adesso ce lo possiamo permettere, quindi anche sulla lista Zaia bisogna ragionare e capire se questa può essere ad adiuvandum, a supporto della lista Lega è un tema. Ma se mi svuota la lista Lega siamo già in difficoltà. Il voto leghista non si può quindi disperdere, anche perché il Carroccio non vive la sua stagione migliore con i Fratelli d'Italia che già hanno superato a destra. Questo, secondo il Marcato Pensiero, avrebbe pure un'altra possibile ricaduta. Se dovessimo fare oggi la lista Zaia, io non credo che te la farebbero fare riempiendola di leghisti. No. Non credo. Massimizzare i voti per il partito o per la coalizione, questo è il dilemma che divide in primis i leghisti. Mario Conte, anche lui un papabile per il post Zaia, è di tutt'altro avviso. È una lista che quando è stata utilizzata ha dimezzato anche i voti del centro-sinistra, perché laddove c'era la lista Zaia in campo il PD si è visto anche dimezzare i propri voti e quindi penso che in una logica di un centrodestra che vuole presentarsi nel modo più forte possibile, avere anche un contenitore civico che porta il nome del presidente Zaia, simbolo di buon governo, possa essere solo che un'opportunità di crescita. Entra a gamba tesa l'ex leghista, oggi segretario veneziano di Forza Italia, Gianluca Forcolin, per cui il destino di Zaia è legato al suo rapporto con la Meloni. Forcolin porta il ragionamento all'estremo. Oggi dire che loro strappano o lui strappa per rivendicare e appoggiare un candidato che non è lui, perché certo che non è lui, con una propria lista, vuol dire la morte politica di Luca Zaia da oggi al suo futuro. Io credo che non sia così sciocco da fare una mossa del genere. Dal canto suo Zaia tiene il punto in vista del tavolo tra leader. Funziona che ci sarà un candidato presidente il quale poi accetterà l'aiuto delle singole liste, quindi per me non è una questione di crociata, vedremo cosa accadrà. C'era l'ipotesi di una lista Zaia, come la valuto? Ma io personalmente dico che se uno è iscritto in un partito deve candidarsi con quel partito. A me non mi è mai venuto in mente di fare la lista alla russa, certo non sono Zaia, ma insomma avrei anch'io 10-12 voti, li potevo raccattare, quindi vale la pena, è giusto quando uno è candidato lui, allora può essere scelto di comune accordo della coalizione di aggiungere altre liste, ma altrimenti...
Allora, siamo rientrati in diretta e uno dei temi della politica, la pagina adesso della politica, ovviamente è questo, in questi giorni che fine farà la lista Zaia, con i primi no che passi per La Russa o per Tajani in questi giorni. Poi se lo dice invece Roberto Marcato è un'altra questione, ed è una intervista, quella fatta a Ring da Ferdinando Avarino, che il video sta girando nelle chat della Lega, sta facendo un po' il giro, ed è uno dei temi delle regionali, è uno dei temi mentre si attende un tavolo per il centrodestra che a quanto pare potrebbe slittare ulteriormente a venerdì, e quindi titoliamo così, è provocatorio ma è di fatto nella sostanza vera: centrodestra fermo, centrosinistra in fuga. Diciamo centrodestra fermo non nei temi, così continuano a incontrare e a stilare i programmi, ma certamente su quello dei nomi, mentre il centrosinistra, che ha già lanciato Giovanni Manildo, proprio ieri ha presentato ad esempio i 9 candidati trevigiani del Partito Democratico. Ne parliamo con Giacomo Nilandi, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ospiti. E Raffaele Freda, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Claudio Beltramello, Elisa Maria Bressan, Lorenzo Fabian, Barbara Denardi, Paolo Galeano, Sandra Sofia Perulli, Omar Lapeccia bis, Antonella Tocchetto, Raffaele Marcon. Questi sono i nomi dei candidati trevigiani del Partito Democratico. Non c'è Giacomo Nilandi, qualcuno magari si aspettava di vedere anche Giacomo Nilandi, invece no. Non c'è Giacomo Nilandi perché c'è Paolo Galeano, che rappresenta la parte della sinistra vincente all'interno della provincia di Treviso, sindaco per 2 mandati, ora assessore, comune che è in mano al centro-sinistra come prova di buon governo da 11 anni e che alla fine del mandato saranno 15, e quindi da questo punto di vista è una persona che viene riconosciuta come un ottimo amministratore non solo dal centro-sinistra ma anche dai colleghi del centro-destra, e io che sono per il merito e chi si fa la gavetta all'interno del partito, penso che in questo momento non ci possa essere persona migliore di lui che può rappresentare il Partito Democratico in questo territorio. Siamo in comuni limitrofi, io a Mogliano e lui a Preganziol, per cui io non farò altro che dare tutto l'aiuto che posso a Paolo per far sì che la sua possa essere la candidatura vincente. Freda, potrebbe essere un suo nome invece nella lista di Fratelli d'Italia che ancora non c'è? No, io sono a disposizione del partito, poi francamente ho delle priorità che sono il lavoro, la famiglia, Preganziolo e la provincia di Treviso, e quindi oggi non metto nel conto di correre per le elezioni regionali. Però se domani Fratelli d'Italia dovesse chiedermelo per rappresentare appunto lo stesso territorio, peraltro, che è quello di Giacomo, darei la mia disponibilità, però in questo momento ecco, credo che i nomi caldi siano altri. Allora, mentre il centrodestra ancora è appeso alle cene di Roma e il centrosinistra intanto va avanti, parte, che la sensazione che avete del centrodestra qual è? Che si dice? In questi giorni il nostro presidente Giorgia Meloni, che è anche il presidente del Consiglio, è impegnata sulla partita dei dazi e quindi, c'è poco ci arriviamo. E quindi credo che in realtà la priorità oggi per Fratelli d'Italia e per Giorgia Meloni sia quella, perché è una questione che interessa tutti gli italiani, tutti i veneti, tutte le imprese venete, e da venerdì, che fatalità anche il termine, no, per discutere dei dazi, magari si concentreranno sui nomi delle regionali. Faccio notare che la discussione non c'è soltanto in Veneto, ma anche in Campania, in Toscana, dove il centrodestra non ha ancora espresso il candidato, che è chiaro e pubblico soltanto nelle Marche, dove Acquaroli è l'uscente e quindi per forza di cose sarà lui. Credo che nei prossimi giorni ne sapremo di più. Naturalmente dal punto di vista dei Fratelli d'Italia c'è la speranza di poter esprimere il Presidente alla luce dei risultati ottenuti alle elezioni politiche e alle elezioni europee, ma anche in tante elezioni comunali e aggiungerei anche alle provinciali, in quanto forza che oggi rappresenta a pieno titolo il territorio, ma siamo convinti del fatto che sarà scelta la persona migliore e che la cosa più importante sia garantire l'unità del centrodestra, perché quando si litiga troppo, l'abbiamo visto a Padova, a Vicenza, a Verona e anche in tanti comuni più piccoli,
poi c'è il rischio di lasciare troppo spazio all'altra parte. Allora, è vero che ci sono altre regioni in ballo, però il Veneto è una situazione particolare. Allora, proprio per questo, così lo commentiamo insieme, vediamo questo brevissimo stralcio dell'intervista di ieri a Ring, sempre di Ferdinando Avarino, con il noto giornalista David Parenzo, che in questi giorni è ad Asiago, perché è ideatore e conduttore della rassegna politica Piazza Asiago, in scena in questi giorni sull'altopiano di Asiago. Ieri c'era ad esempio ospite Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, c'era il ministro Pichetto Fratin, ci sarà nei prossimi giorni anche Matteo Renzi, e lui fa un'analisi proprio sulla questione veneta. Sentite cosa ha detto. È chiaro che se la Lega perde il Veneto, perde una parte essenziale della propria, non dico elettorato anche, ma della propria identità. Cioè, per la Lega è impensabile non avere il Veneto. Per Meloni è importante però mettere uno zampino forte al nord. Tu il paese non lo governi se non sei al nord. E infatti perché la sinistra non governa? Perché in genere è mai riuscita a governare una sola importante regione del nord. Voglio dire, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte. Il Piemonte, cioè il fronte del nord sta tutto in mano al centrodestra. Il Veneto è un grande laboratorio politico, lo è sempre stato, lo era quando c'era la DC, lo è stato quando è nata la Lega e lo sarà ancora a queste elezioni, perché sarà un test anche per il governo. Cioè, non dare alla Lega il Veneto vorrebbe dire vorrebbe dire che Meloni getta un guanto di sfida alla Lega. Secondo me se non gli dà il Veneto rischia la crisi di governo. Questa è la mia anticipazione, secondo me. Però può essere che vinca con Speranzoni il braccio di ferro e dica: Salvini dove va senza di noi? Cioè Salvini è in grado in questo momento. Io penso che la Lega deve avere il Veneto. Se non ce l'ha gli fa un casino a Giorgia Meloni. Credo. Però magari mi posso sbagliare. Salvini però sa che Meloni è molto forte. Cioè se Salvini va a vedere i dati elettorali, vede che ormai Fratelli d'Italia, come ti dicevo prima, in Lombardia e in Veneto è già una forza consistente. Cioè, e quindi questo dovrebbe far riflettere in qualche modo Salvini nel non tirare troppo la corda. Allora, Parenzo dice questo, arriva all'estremo, dice secondo la mia visione se la Meloni decide di non cedere, diciamo, di non lasciare alla Lega, diciamo, la candidatura del Veneto, si rischia una crisi di governo, però al tempo stesso Salvini sa che non può tirare troppo la corda. Come la vede lei? Io penso che oggi nel centrodestra ci sia un idillio che garantisce una solida maggioranza di governo, che francamente sarebbe un peccato vedere a livello nazionale, anche a livello regionale, anche ad altri livelli. A livello nazionale ci sia un equilibrio, un idillio che sarebbe un peccato vedere sfumare per questioni legate alle sedie, perché Parenzo fa un ragionamento che ci può anche stare, qui nessuno fa la vergine della politica. È altresì vero che se la Lega non incassa il presidente governatore e il giorno dopo apre la crisi di governo, francamente poi deve dire agli italiani quali sono i motivi per cui apre la crisi di un governo del centrodestra che sta garantendo stabilità economica e sociale al Paese, perché non ha ottenuto il candidato alla presidenza della regione. Insomma, Parenzo fa un'analisi che ci sta, che hanno fatto in molti, che è anche comprensibile, ma che ci ricaccerebbe in anni prima repubblicani, rispetto a cui preferiremmo non tornare e preferiremmo guardare al futuro. Poi, ripeto, per noi l'importante è che il centrodestra sia unito e siamo sicuri che si troverà il nome migliore. Quindi se il candidato governatore sarà della Lega non faremo tragedie, se sarà di Fratelli d'Italia saremo più contenti, perché Parenzo ha detto che in Veneto e in Lombardia Fratelli d'Italia è una realtà consistente. Io aggiungo un dato: alle elezioni europee il Veneto è la regione in cui Fratelli d'Italia ha preso più voti in assoluto, in provincia di Treviso ha raggiunto il 37%. Ultima cosa, adesso passo a Chiarilandi, però ci manca una data delle elezioni. Quando secondo lei dovrebbe, prima si sa e prima si può iniziare una campagna elettorale, perché poi immagino che la difficoltà sarà anche quella. Non c'è ombra di dubbio, la data delle elezioni vorremmo saperla tutti, direi, la decide Palazzo Balbi. È giusto che sia prima possibile?
Ma che si sappia il prima possibile, beh sì, perché no? Che si sappia, tutto, certo, tutto sì. sommato è un bene per il confronto democratico all'interno della regione ed è un bene anche per i vari candidati che devono organizzare la campagna elettorale ed è un bene anche per i partiti che devono stilare un programma. Comunque sarà sicuramente, come sappiamo, tra il 23 settembre e il 23 novembre, con tutta probabilità è più facile che sia a novembre piuttosto che nei primi giorni di questo lasso di tempo, no? A chiedere a gran voce una data alle elezioni è anche da tempo il centro-sinistra, che si dice siamo in ostaggio di questo. Sì, la chiediamo da tanto tempo, in realtà non solo noi, ma buona parte anche degli alleati del centrodestra di Raffaele, anche in queste trasmissioni a più riprese, soprattutto Forza Italia, non tanto per o solo per l'organizzazione interna alle forze politiche, quanto anche per chiarezza nei confronti dei cittadini. Dopodiché io posso anche dirti molto tranquillamente che è una questione marginale all'interno del confronto che ci deve essere tra di noi, perché tanto l'unica cosa certa è che oltre il 23, la finestra del 23 novembre non si può andare. Per come sono presi adesso penso che il centrodestra si prenda tutto quanto il tempo che gli serve, per cui calcolando che più o meno, se non sarà la seconda, sarà la terza settimana di novembre, si può cominciare a calibrare la campagna elettorale, anche se non c'è la data precisa su quello. Però magari, ecco, i cittadini sì, per rispetto loro, quelli avrebbero bisogno di sapere una data. Per noi, tutto sommato, comunque... Forse è più importante per il centrodestra, che deve di fatto iniziare anche con dei volti e con dei candidati nella campagna elettorale, ma è meno un problema per voi che avete già iniziato. Sì, fatto, io no? l'altro giorno ho consigliato ai colleghi del centrodestra di chiedere a Zaia che fissi le elezioni tra 2 settimane, così forse potrebbero decidere chi è il candidato in maniera più speditiva, insomma potrebbe essere una soluzione. Perché appunto Manildo è già partito, i primi giorni l'incontro con Elly Schlein a Marcon, poi l'inizio di fatto a Treviso. Allora, che sensazione c'è di questi primi giorni di Manildo? Lei ci credeva a questa ipotesi di candidatura qualche mese fa? Beh, è una candidatura che è emersa dal dialogo all'interno della coalizione, per cui la coalizione voleva un tipo di candidatura che riuscisse sia ad essere rappresentativa di quello che già c'è all'interno della coalizione, ma che fosse anche in qualche modo attrattiva verso dei mondi che storicamente e da un punto di vista identitario magari non guardano a noi. E rispetto a questo la figura di Giovanni è la figura migliore, perché è una figura che, come mi piace dire sempre, riesce a stare in maniera molto performante sia su un tavolo di osteria che al tavolo con Confindustria, proprio perché ha questa capacità di tenere assieme questi due facce, ok, della stessa medaglia del nostro territorio e della nostra regione, ed è uno dei discorsi anche più pregnanti che ha fatto nel momento in cui ha presentato la sua candidatura, quella di creare futuro. Questo è lo slogan della campagna, ma creare un futuro per un Veneto che non sia solo di uno, ma che sia di tutti. Ecco, su questo Giovanni è molto bravo a tenere assieme quello che difficilmente sarebbe riuscito a stare assieme. Lo ha fatto a Treviso durante i 5 anni da sindaco, lo sta riuscendo a fare anche in questa fase da candidato sindaco, e penso che lo riuscirà a fare anche con tutti quanti i pezzi della società veneta, affinché ciascuno possa trovare il suo posto all'interno di questo progetto. Era la quadratura del cerchio, diciamo, Manildo come nome, no? Questa è la scelta anche più logica. Quanto sconterà però, è una domanda che è stata fatta subito ovviamente a Manildo quando ha confermato, quanto sconterà la sua assenza però dalla politica per diversi anni, secondo lei, anche nell'elettorato, di fronte a un eventuale candidato che potrebbe essere un Alberto Stefani, un Raffaele Speranzon, un Luca De Carlo o quant'altri che insomma sono attivi nella politica, diciamo, e molto attivi da anni? Ma guarda, io sono serenamente convinto del fatto che il centro-sinistra abbia una classe di amministratori diffusa all'interno del territorio veneto molto capillare e molto importante, che è un tesoro dal quale noi possiamo e dobbiamo ripartire, nel senso che al netto del frontman, ok, che noi siamo sempre stati abituati in questi anni, no, a vedere il grande frontman Zaia che con il suo egocentrismo e la sua
leadership autoreferenziale in qualche modo mascherava anche il lavoro che non veniva fatto all'interno della regione. Ecco, noi siamo sempre stati abituati a vivere in questa regione con questa che è una leadership molto ingombrante. Molto personalizzata. Esatto, noi stiamo proponendo un altro tipo di leadership, che è una leadership collettiva. In questo io non sono preoccupato dal fatto che Giovanni per 5 anni abbia fatto altre esperienze di vita oltre la politica, un po' perché ovviamente hanno completato anche quello che poteva essere il suo percorso amministrativo su un settore molto importante per le nostre imprese, che è quello energetico, ma dall'altro lato hanno dato anche la possibilità di far sì che nel territorio crescessero delle altre figure che poi saranno quelle che gli lanceranno la volata per la campagna, perché in qualsiasi parte in cui Giovanni va c'è un amministratore che sta sul territorio, è radicato, che può portare il suo nome alla cittadinanza. La nostra forza è proprio questa, il gioco di squadra. Allora, dice Nilandi, insomma, è passato un po' anche quello che si è detto quando Malindo è stato presentato, è finito il tempo dei dogi, prima Galan e poi Zaia, e quindi il nome, il frontman cambierà, deve cambiare la politica. Lei cosa pensa invece? Io faccio riferimento al vostro titolo, che è Centro-sinistra in fuga. C'era un famoso film che credo fosse quello con Pelé, che era Fuga per la vittoria. Fuga per la vittoria, sì. E aggiungerei una parte, direi Centro-sinistra in fuga per la sconfitta, invece, perché sinceramente con tutto il rispetto per le qualità umane di Giovanni Manildo, che non conosco personalmente, quindi non mi permetto di giudicare, se una coalizione pesca un candidato che da 7 anni, cioè dal 2018, quando ha perso le elezioni a Treviso, non fa più politica, che comunque ha fatto il sindaco di Treviso, ma che probabilmente in tutte le altre province del Veneto conoscono molto poco, va bene il discorso e la retorica sul candidato collettivo, sulla proposta collettiva anziché il frontman, però non mi sembra una proposta eccezionale, perché un po' la persona conta, anzi, francamente, la storia ci insegna, non la politica, la storia ci insegna che in realtà la storia è stata scritta dai leader e nella politica stessa i leader hanno cambiato il volto dei partiti e della politica. Faccio un esempio di anni in cui io non ero neanche nato, ma da quello che mi risulta il Partito Socialista, quando iniziò ad avere la leadership di Bettino Craxi, passò da compagine collaterale a una coalizione di governo a il partito che esprimeva il Presidente del Consiglio. Abbiamo avuto 20 anni di berlusconismo, nel bene e nel male per il centrodestra. Insomma, i casi sono notevolissimi, potrei dire anche che all'interno del mio partito io credo che le fortune di Fratelli d'Italia siano da ricondurre per buona parte, forse per la maggior parte, a Giorgia Meloni. Lei cosa dice? La leadership. Perché lui pensavo che citasse anche stuzzicando la Berlinguer. No, la leadership. Anche Berlinguer, è sì, vero. Chiaro, eravamo in altre epoche e non è sicuramente questa. In questo momento sicuramente la leadership conta, però noi siamo in generale culturalmente molto diversi dal centrodestra rispetto a questo. Il centrodestra ha bisogno di grandi leader per riuscire a portare avanti le proprie formazioni politiche. Proviamo a pensare a cosa sarebbero adesso le formazioni politiche del centrodestra se non avessero dei leader trainanti. Il problema qual è? È che i leader passano e quando passano i leader rischiano di sgonfiarsi anche le forze politiche. Noi invece storicamente abbiamo una struttura, che è quella struttura che fa sì che nonostante cambino i leader, comunque perché c'è una circolarità, c'è una democrazia interna, c'è un dibattito interno, comunque all'interno del centro-sinistra c'è una formazione politica solida che rimane stabilmente attorno al 20% dei voti all'interno del paese e si chiama Partito Democratico. È una questione di prospettive. Per noi la scelta di una leadership non è un concorso di bellezza, non è X Factor, non è il Grande Fratello, non è nulla di questo, è semplicemente il fatto che bisogna arrivare alle cose da un processo collettivo. Giovanni, ripeto, non ha fatto politica per 7 anni, ma non è uscito dalla comunità democratica per 7 anni, è stato dentro la comunità democratica ed era una riserva che in questo momento è stata utilizzata perché era il nome che abbiamo reputato più giusto per unire tutto quello che c'era al di fuori di noi. E i risultati poi
effettivamente ci stanno premiando, perché ad oggi il centrosinistra è partito con entusiasmo per una campagna, invece il centrodestra, che è pieno di leader, ha troppi galli nel pollaio e non riesce più a partire. Se posso, sì, Nicola, certo. Non mi piace che passi l'idea che il centrodestra scelga i leader attraverso i concorsi di bellezza, e i nomi che emergono all'interno del centrodestra emergono sempre per merito. E l'esempio di Giorgia Meloni è l'esempio più lampante. È partita fondando un partito che era il 2%, oggi è il primo presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica. Questo non le è stato attribuito da qualcuno, garantito da qualcuno, ma se l'è conquistato sul campo. Infatti, se posso permettermi, tutto il discorso fatto da Giacomo e che fa il Partito Democratico comunque vede una postilla. Alla fine si incontrano i dirigenti del PD in una sede e decidono che è Manildo. In questo senso magari sarà un nome collettivo, però non ci vedo il merito, e io francamente preferisco un leader meritevole a un nome che è frutto di un accordo di segreteria che serve a non scontentare nessuno. Ma sai Raffaele, poi il merito è tutto quanto relativo, nel senso che per me è un fatto di merito il fatto che un nome riesca ad unire e a interpretare un progetto, e non sono neanche del parere che uno che ha fatto politica attiva per 5 anni come sindaco poi debba continuare per forza a dover fare politica attiva per poter essere utile in un futuro prossimo al partito. Giovanni Manildo in questi anni ha fatto il mestiere di avvocato all'interno di una società di consulenza per quel che riguarda le energie rinnovabili, e per cui in questo momento ha incamerato tutta una serie di esperienze che in questo momento rimetterà a disposizione del partito, per cui da questo punto di vista, sai, misurare il merito, voglio dire, tra chi è stato dentro e chi è stato fuori è sempre una questione relativa. Io penso che poi da un punto di vista pratico il vero modo che abbiamo per riuscire a misurare la qualità o meno di una candidatura è quello di cominciare a confrontarsi in campagna elettorale, non tanto sul destino di Zaia piuttosto che della Lega o di qualcun altro, ma su quelli che sono i temi concreti che abbiamo da proporre ai cittadini e alle cittadine, perché questo valzer dei careghe un po' penso che abbia stancato tutti anche a casa. Ha stancato anche noi, non c'è dubbio, ma è questione di giorni, di tempo, e comunque c'è tempo, perché dicevamo che non abbiamo ancora la data delle elezioni, quindi non c'è nemmeno la necessità stringente di avere oggi il nome di un candidato. Mi permetto di aggiungere però che se i trevigiani 7 anni fa gli hanno detto che forse sarebbe stato meglio tornasse a fare il consulente, questa cosa rende un po' meno relativa il concetto di merito, francamente. Quindi, ma non penso che nessuno gli abbia mai detto questo lo stai dicendo te, lo stai dicendo te in questo momento. Che ha perso le elezioni. Io penso che sia legittimo, mandato. L'hai detto te prima per quanto riguarda il commento della tua candidatura, io penso che sia legittimo che dopo 5 anni da sindaco uno faccia delle scelte personali, sì, anche rispetto a quello che è il proprio percorso di vita, e in base a quello poi nel 2018 prende delle scelte. Ma non c'è dubbio, e le scelte di vita e le priorità che uno si dà vengono prima di tutto. Ma 7 anni fa Manildo non ha scelto di ritirarsi per dedicarsi alla professione. Manildo 7 anni fa ha perso le elezioni contro Mario Conte e dopodiché ha deciso di ritirarsi per poi risbucare adesso. Quindi in realtà i cittadini di Treviso un consiglio gliel'hanno dato, magari in maniera più elegante di quanto io abbia appena fatto. È molto relativo, però, nel senso che all'epoca, in genere, io ti segnalo che all'epoca Manildo prima hai detto che sostieni Galeano perché è il centrosinistra vincente. Ha candidato presidente della regione, mettete un centrosinistra perdente, che a Treviso dopo un mandato, quando sappiamo che in genere i sindaci dopo un mandato vengono confermati, al di là del fatto che siano di destra o sinistra, dopo un mandato a Treviso Manildo ha perso. Quindi, però ripeto Raffa, bisogna sempre contestualizzare i fatti. Noi stiamo parlando di un candidato presidente che nel 2013 ha strappato al centrodestra, anzi alla Lega, il suo fortino e la sua roccaforte. 1. Stiamo parlando di un candidato che quando ha perso col 40% dei voti, in un momento nel quale, Salvini era sulla cresta dell'onda, per cui
cioè parliamo che non è che i cittadini trevigiani hanno interamente bocciato quello che era la sua proposta, cosa che invece secondo me è avvenuta durante le scorse elezioni regionali per quello che era la proposta del centro-sinistra con Arturo Lorenzoni presidente. Ok? Non stiamo parlando del 16%, stiamo parlando di un sindaco che dopo 5 anni di governo, ok, con dei numeri a livello nazionale che gli erano completamente contro, va a perdere la città comunque con delle cifre che sono in qualche modo comunque dignitose, ok? Dopo 5 anni di governo, dopo 5 anni di governo all'interno di quella che comunque, nonostante fossero passati 5 anni, era comunque la roccaforte della Lega. Sì, per cui, perdonami, cioè, dipingere Giovanni Manildo come una figura perdente, a mio avviso, è un grossissimo errore che noi molto volentieri ve lo lasciamo fare, perché se continuate a fare con questo errore, che è lo stesso che facevate a Treviso nel 2013, forse le cose andranno un po' diversamente. Non dobbiamo come ve l'aspettate. macchiarci di ibris e di supponenza. No, continuate, Manildo prego. Mi piace di successo. Questa citazione greca è fantastica. Sì, allora, andiamo in pubblicità, un minuto, poi gli ultimi 10 minuti per parlare di Dazio, che c'è anche questo. Di nuovo in diretta, allora, gli ultimi 10 minuti vi chiedo il dono della sintesi a entrambi, ma abbiamo citato prima, diceva prima Freda, insomma, Meloni è troppo impegnata in questi giorni per i dazi per pensare al tavolo del centrodestra e sul candidato. Dato di Repubblica di oggi sulla pagina online, se riesco a togliere tutti gli spam eventuali, è che non lo troverò mai, eccolo qua. Dazi in arrivo, l'economia italiana rallenta, PIL in calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Allora, il patto USA-Europa sui dazi 15%, in questi giorni abbiamo raccolto la sensazione delle imprese che dicono, beh certo è meglio il 15% che il 50%, ma la situazione è di allarme. E chi ha sbagliato? È stato sbagliato qualcosa? È meglio il 15% che un 50%? Un controdazio sarebbe stato traumatico? Freda? Diciamo che, se mi consentite un gioco di parole ormai anche piuttosto noto, un po' volgare, sono dazi amari. Sì, sono dazi molto amari. Non c'è ombra di dubbio che l'economia del paese e anche del territorio veneto ne risenta. Detto questo, l'Italia e l'Europa intera in realtà subiscono torto collo la politica dei dazi che Trump ha varato per riequilibrare la bilancia commerciale degli Stati Uniti e per finanziare il suo Big Beautiful Deal, cioè la sua super riforma che è Big Beautiful, che è grande e meravigliosa per gli americani forse, per gli europei decisamente di meno. L'Italia è il quarto paese esportatore d'Europa, se non sbaglio, per 60 miliardi, la provincia di Treviso esporta merci per 1,3 miliardi negli Stati Uniti, c'è già stata una contrazione di 22 miliardi, in buona sostanza i dazi non sono una buona notizia per nessuno. Detto questo, oggi, in questi giorni, la von der Leyen sta trattando con Donald Trump per l'Europa, per ottenere delle condizioni migliori rispetto a quelle che scatterebbero da venerdì, che sono dazi al 30%, per ottenere delle zone non coperte dai dazi, in particolare rispetto all'acciaio, all'agroalimentare e altro genere di prodotti. Tutto sommato il 15% è ben distante dal 4,8% che erano i dazi ordinari, ma sarebbe un accordo al ribasso che dovremmo ritenere accettabile. Questa è l'opinione anche delle associazioni di categoria, che giustamente lamentano il problema, ma che altresì non possono fare a meno di considerare che non dipende strettamente da noi, o non dipende soltanto da noi come Italia e come Europa. Il ministro Pichetto Frattini si è lasciato sfuggire in queste ore, forse era meglio Kamala Harris, addirittura siamo arrivati a questo punto. Beh sì, penso che nel centrodestra si stiano mangiando un po' le mani anche per il sostegno incondizionato che era stato dato a Trump da parte di Meloni stessa, che vantava
un rapporto personale diretto, un canale preferenziale con il Presidente degli Stati Uniti, ci domandiamo dove sia andato a finire questo canale preferenziale di dialogo in questo momento, ma soprattutto se lo domandano molte imprese all'interno del nostro territorio, e forse su questo ci dovrebbero essere date anche delle spiegazioni in merito, anche perché Trump parlava dei dazi anche in campagna elettorale, e questa è la dimostrazione che culturalmente parlando c'è sempre qualcuno più sovranista di te, e che il tema del sovranismo all'interno di un mondo globalizzato fa sempre sì che a perdere sia qualcun altro e che a vincere non siano mai tutti, ma quelli che in quel momento della storia sono i più forti. Tolto questo, che è una pagina di valutazione politica, poi penso che ai lavoratori e alle imprese gli interessi capire quali possono essere le soluzioni. Allora, noi in questo momento abbiamo dei problemi che sono nell'orizzonte dell'immediato, e nell'orizzonte dell'immediato noi rischiamo di perdere, secondo i dati dello Svimez che venivano riportati stamattina sui giornali, perdiamo 103.000 posti di lavoro, rischiamo in questo momento con i dazi al 15%, un calo ulteriore dell'export di circa il 14% e soprattutto che corrisponde più o meno a 8,6 miliardi di euro. Teniamo presente che quasi il 70% dell'export in questo paese viene fatto all'interno delle regioni del nord Italia, per cui soprattutto per i nostri territori è una mazzata tremenda. È inutile che ci giriamo tanto attorno, e quindi è ovvio che in questo momento il tema della trattativa è l'unico tema perseguibile e percorribile, però deve essere dato un mandato chiaro, un mandato vero a von der Leyen, perché in questo momento abbiamo Francia e Germania che sono sul piede di guerra. Abbiamo sentito le dichiarazioni di Merz e Macron, abbiamo sentito le dichiarazioni degli industriali tedeschi, loro questo accordo non lo vogliono, vogliono una trattativa più intransigente. Dall'altro lato invece abbiamo il governo italiano che invece cerca in qualche modo di mantenere la calma e di far passare la melina che questi dazi tutto sommato sono in qualche modo assorbibili. Allora, ha ragione la Meloni o ha ragione Merz e Macron? Su questo bisogna mettersi d'accordo, perché se no purtroppo non c'è potere contrattuale. Poi c'è un tema di prospettiva perché se noi vediamo quella che è l'evoluzione del mondo, ok? Gli Stati Uniti e in generale il mondo occidentale nei prossimi anni perderanno sempre più quello che è il loro appeal, sia in termini di mercato, sia in termini di quello che può essere crescita e produzione di ricchezza. Vediamo cosa sta succedendo in Africa. Nel 2050 in Africa ci saranno 1 miliardo di persone in più, che significa 1 miliardo di consumatori in più. Guardiamo i dati dei cosiddetti BRICS che si sono riuniti non più tardi di qualche settimana fa. Quali sono i dati della loro crescita economica? Ecco, quindi rispetto a questo io penso, e l'ho detto anche in fase di stesura del programma, che la politica italiana, oltre a fare una trattativa nell'immediato con gli Stati Uniti, ma dovrebbe anche mettere nelle condizioni le nostre imprese di diversificare quelli che sono i canali di mercato, anche verso altri mercati che in questo momento sono in crescita, che attualmente non hanno il potenziale del mercato americano, ma che in prospettiva saranno i maggiori player del mercato globale in un mondo multipolare. 2 minuti. Infatti mi pare che Giorgia Meloni abbia fatto visita a numerosi paesi, in queste ore torna dall'Etiopia a proposito di Africa, perché appunto il governo italiano non è che dice che i dazi saranno comunque assorbibili perché influenzato da un ottimismo incomprensibile, ma perché fa opera di pragmatismo e si rende conto del fatto che se quel mercato diventa più limitante se ne devono cercare evidentemente degli altri dove poter portare i nostri prodotti, che questa cosa non è semplice, ma che dire che la von der Leyen deve avere un mandato vero e chiaro, che la trattativa deve essere intransigente, eccetera, eccetera, è in realtà
una mossa strettamente di propaganda che Macron e Merz utilizzano, forse perché in Francia e in Germania li danno in calo, visto che la trattativa intransigente non si sa che contenuti dovrebbe avere esattamente, visto che i controdazi probabilmente indispettirebbero fortemente gli Stati Uniti e non ci porterebbero ad avere dei vantaggi, e soprattutto visto che fino a ieri Francia e Germania dettavano la linea dell'Europa, oggi fanno la parte di quelli che sono stati messi da parte della von der Leyen, che è tedesca peraltro. Da un certo punto di vista mi fa anche piacere che l'Italia abbia una nuova centralità in Europa grazie a Giorgia Meloni. Da un altro punto di vista credo che i discorsi che provengano da Oltralpe e dalla Germania siano prettamente di propaganda, perché altra strada oggi rispetto alle trattative non c'è, e l'obiettivo che l'Europa deve perseguire è quello di abbassare il più possibile l'aliquota dei dazi. Dopodiché sono d'accordo col collega Nilandi rispetto al fatto che evidentemente le prospettive del futuro ci devono portare a cercare dei nuovi mercati da aggredire. Guardarsi intorno, insomma. Allora, abbiamo finito il nostro tempo. Io ringrazio Giacomo Nilandi e grazie anche a Raffaele Freda, grazie per essere stati con noi. Ci sarà tempo ancora nelle prossime settimane per parlare di dazi e di politica. Vi lascio al meteo, poi Borgo Italia e poi alle 2:26 film Operazione San Gennaro, Totò e Nino Manfredi. Arrivederci.